E allora, questo lungo pomeriggio avrà come focus principali 3 appuntamenti, 3 panel dedicati ai verticali tematici su cui abbiamo lavorato in quest'anno di City Vision, sui quali abbiamo riflettuto insieme con le amministrazioni, con le aziende innovative, con i professionisti, e sono i temi della pubblica amministrazione intelligente o smart government, e quindi una innovazione che aiuta a rendere più semplice la vita dei cittadini e delle imprese. L'altro tema vivo e centrale è quello della smart mobility e ancora il tema della smart energy and building. Torneremo su questi 3 verticali con altrettanti panel che ci aiuteranno un po' a fare sintesi di quello che è emerso in quest'anno, ma soprattutto di guardare ancora una volta avanti al prossimo futuro. Lo faremo insieme a Silvia Pagliuca e Luca Barbieri, che insieme a me modereranno i 3 panel. Ma partiamo... una cosa molto importante: questo appuntamento è reso disponibile anche alle persone sorde grazie alla collaborazione che abbiamo con Visit, una startup che ci aiuta anche quest'oggi. Vedete, per chi è in sala, vedete lo schermo con l'interpretariato live, servizio che viene diffuso anche nello streaming online. È una piccola attenzione ed è sicuramente uno spunto di riflessione anche per tutte quelle pubbliche amministrazioni che dell'inclusività fanno uno dei propri valori. Quindi grazie agli amici di Visit e prima di dare spazio ai 3 panel ci concentriamo sull'Europa, quell'Europa alla quale guardiamo, quell'Europa che vuol dire molte risorse in arrivo nel prossimo futuro, anzi nel presente, e vogliamo un po' ragionare sull'Europa anche perché City Vision nasce da un fatto specifico, da un evento, dall'ingresso di Padova dall'ingresso di Padova nell'Intelligent City Challenge, il programma dell'Unione Europea per accompagnare alla trasformazione smart le città d'Europa. Oltre 100 città in Italia, in Europa, 10 in Italia. L'Europa ci ha ispirato fin dall'inizio e all'Europa vogliamo tornare, e lo facciamo con Federica Bordelot, che è Policy Advisor di Eurocities. Federica è già collegata, eccola qui, benvenuta Federica. Mentre sistemiamo l'audio vi dico chi sono gli amici di Eurocities. Si definiscono un movimento per l'Europa dei territori, è una realtà con tanti anni di esperienza. Dal 1986 mette in dialogo le città d'Europa per condividere le sfide e le esperienze, per contaminarsi, è un termine che oggi usiamo con accezione negativa, ma insomma in questo caso è assolutamente totalmente positiva. A Federica abbiamo chiesto di ispirarci con un pitch iniziale, 8 minuti ricchi di contenuto che ci raccontano in che modo l'Europa può accompagnarci nella transizione intelligente dei nostri territori. A te Federica. Grazie mille. Buon pomeriggio a tutti e tutte, presenti e online. Spero mi sentiate bene. Ti Sì, sentiamo perfettamente. Mi sentite bene? Perfetto. Buon pomeriggio ancora. Innanzitutto, a nome di Eurocities, vorrei salutare e ringraziare la città di Padova, in particolare il sindaco Sergio Giordani, per ospitare questo interessante evento, e anche City Vision per l'invito a portare il nostro contributo. Come associazione di città è un grande piacere partecipare a questo evento, che vede coinvolti molti enti locali impegnati a guardare al futuro per fare in modo che la trasformazione digitale delle nostre città sia sostenibile, sicura, efficiente e per tutti. Vorrei iniziare con 2 parole veloci su Eurocities, se me lo permettete. È già stato detto qualcosa, ma volevo integrare dicendo che Eurocities è un'associazione di oltre 200 comuni in 39 paesi europei, quindi parliamo di Europa in senso geografico e non solo UE. Come membri ci sono ovviamente le grandi capitali europee come Parigi, Madrid e Londra, ma anche città medie sotto il 1.000.000 di abitanti come possono essere Bologna e Firenze in Italia, ma anche quelle più piccole come ad esempio Bruges in Belgio, Pau in Francia o Arezzo. Eurocities è stata fondata esattamente 35 anni fa e la sua missione è quella di aiutare le città membre a diventare
sostenibili, resilienti, e quindi di affrontarle, di aiutare ad affrontare le sfide del presente e del futuro. Noi diciamo perché diventino dei posti migliori in cui vivere. Questo lo facciamo favorendo un dialogo informale tra i comuni e le istituzioni europee a tutti i livelli, da quello più politico tra i sindaci e ad esempio i commissari europei, ma anche a livello più tecnico. Un esempio di qualche settimana fa in tema di digitale è l'incontro tra il vice sindaco di Barcellona, Laia Bonet, e il parlamentare europeo Brando Benifei, nel quale abbiamo esaminato la proposta di regolamento attualmente in discussione in Parlamento e in Consiglio sull'intelligenza artificiale, e dove abbiamo chiesto, tra le altre misure, che il Parlamento intervenga per un divieto sulla videosorveglianza biometrica nei luoghi pubblici, se non viene garantito che i sistemi usati siano nel rispetto dei diritti fondamentali dei cittadini. Quindi diciamo in breve che fungiamo da interlocutore tra comuni e istituzioni europee. Ma Eurocities è anche una piattaforma per lo scambio di conoscenze ed esperienze tra i comuni per aiutarli nella gestione delle loro sfide quotidiane e future, da quello in ambito culturale, ad esempio sociale, dei trasporti, della mobilità e molto altro. In questo contesto la trasformazione digitale è una delle aree chiave di lavoro nel nostro network di città, perché è una delle sfide di primo ordine per le città. È una sfida grande e complessa che riguarda tutte le città in Europa. Se mi permettete, vorrei portarvi due esempi di città che dal mio punto di vista dovrebbero essere prese come esempio di smart cities. Sono Ghent e Saragozza. Ce ne sarebbero ovviamente moltissime altre, ma cito queste perché sono medio-piccole, ma dei modelli per la loro visione di smart city che ha al centro i cittadini. Inizio da Ghent, si parlava prima di smart citizens, lo citavate prima. Ghent è una città che in generale è molto innovativa, perché hanno sviluppato un piano urbano che si chiama City of the People. Da anni ormai non parlano più di smart city, ma di smart citizens. Per loro smart city è veramente un modello obsoleto, se vogliamo. Ghent è stata proprio una delle prime città all'interno del nostro network e in Europa che ha sviluppato il concetto di tecnologia come mezzo, come strumento al servizio dei cittadini e quindi non come una tecnologia fine a se stessa. Dopo Ghent vorrei portare anche l'esempio di Saragozza perché è un'altra città molto attiva all'interno del nostro network e con loro abbiamo sviluppato l'idea dei citizen data, idea che poi si è trasformata in una serie di principi, di linee guida per le città. Di cosa sto parlando? Sto parlando di un uso dei dati da parte di tutti gli attori che operano in città che sia finalizzato al bene comune. Quindi i dati che sono prodotti in città devono essere riconosciuti come un bene pubblico e usati per i cittadini, dai cittadini e con i cittadini. Quindi è veramente una visione dove il cittadino è al centro. È interessante oltretutto perché questi principi sono poi stati anche usati e presi come riferimento in pubblicazioni della Commissione europea sullo scambio dei dati tra privato e pubblico. Continuo a parlarvi di dati non solo perché i dati sono l'asse portante delle città intelligenti, ma anche perché se vogliamo guardare al futuro delle città intelligenti, senza un uso e un riuso e uno scambio sempre maggiore di dati non c'è innovazione e non c'è sviluppo delle nostre città. Al giorno d'oggi notiamo che questo scambio di dati non avviene ancora in maniera sufficiente. Soprattutto i comuni fanno fatica ad accedere ai dati delle aziende private, non ci sono dei modelli e delle pratiche uguali per tutte le città di condivisioni di dati con il privato. Ed è per questo che diciamo che è indispensabile lavorare per fare in modo che si creino le condizioni per uno scambio di dati sempre maggiore e che venga fatto nel rispetto ovviamente della privacy dei cittadini in maniera sicura. Garanzie che diciamo servono per fare in modo che sempre più soggetti pubblici e privati si sentano liberi di scambiare i dati.
In questo senso, a livello europeo, da un punto di vista legislativo, le proposte di regolamento Data Governance Act e quella che stiamo aspettando in uscita alla fine dell'anno, il Data Act, hanno appunto come scopo quello di fornire un quadro giuridico per uno scambio sempre maggiore di dati. Ma si sta favorendo questo processo anche attraverso la creazione di data spaces, cioè degli spazi regolamentati per la condivisione sicura ed equa di dati tra aziende, enti pubblici e cittadini. Il nuovo programma di fondi europei lanciato 2 settimane fa, e si chiama il programma Europa Digitale, è uno strumento importante in questo senso. È il primo programma europeo dedicato in maniera specifica e unica all'avanzamento della trasformazione digitale, e al suo interno troviamo anche azioni a sostegno della creazione di questi spazi, come vi dicevo prima, di dati in molti settori. Quindi ci saranno data spaces per il settore energetico, la mobilità, per il turismo, per il Green Deal, il programma bandiera che conoscete sicuramente sull'ambiente, e collegato a quest'ultimo uno per smart cities e communities, che è più trasversale. Oltre a investimenti per la creazione di data spaces, il programma fornisce anche altre opportunità per le città, ad esempio per lo sviluppo di competenze digitali avanzate, per un uso sempre maggiore dell'intelligenza artificiale e per un uso diffuso del digitale nell'economia e nella società. Quindi investimenti che vanno a sostegno della realizzazione della visione e degli obiettivi che la Commissione ha posto all'Europa nel suo programma Decennio Digitale dell'Europa. Le prime call sono già uscite, come vi dicevo, 2 settimane fa, e quindi vi consiglio veramente, nel caso non l'abbiate ancora fatto, di andare a guardarle perché ci sono veramente moltissime opportunità. Infine, dato che stiamo parlando di opportunità, vorrei portare alla vostra attenzione un'iniziativa europea nella quale Eurocities è uno dei maggiori protagonisti, se vogliamo. Si chiama livingin.eu e ha lo scopo di promuovere una maggiore scalabilità delle soluzioni digitali in tutte le città europee, per fare in modo che si acceleri veramente la trasformazione digitale. È un'iniziativa che vede coinvolte le città, ma anche le regioni e gli stati membri. Al momento ci sono più di 100 firmatari che insieme alla Commissione collaboriamo anche con DG Connect e con DG Grow e l'iniziativa Intelligent Cities Challenge che è stata nominata, e di cui so che molte città presenti ne fanno parte. Collaboriamo anche con il Comitato delle Regioni e alle presidenze di turno del Consiglio per sviluppare delle azioni a livello tecnico, finanziario, legislativo e di sviluppo di capacità e di competenze, ma anche per misurare l'avanzamento digitale. Quindi approfitto anche di questo evento per invitare i sindaci che non l'hanno ancora fatta a firmare la dichiarazione politica e partecipare in maniera del tutto volontaria a questa iniziativa che, ripeto, si chiama livingin.eu. Con questo concludo, vi ringrazio ancora molto per l'invito e buon proseguimento dei lavori. Grazie, grazie a te Federica, ti arriva un applauso da Padova. Ci diamo già appuntamento per il 2022 perché vogliamo crescere insieme e approfittare della vostra grandissima esperienza e darvi nel nostro piccolo una mano per disseminare queste anche occasioni come quelle che ci hai citato. Grazie, grazie davvero, Volentieri. grazie a Federica Bordelot di Grazie Eurocities. Grazie. Grazie mille. Ciao. Bene, chiedo un cenno di conforto dalla regia, sì, mi fanno di sì. Ci colleghiamo, lo ringraziamo perché sappiamo che è dovuto uscire dalle sessioni di bilancio, con l'assessore Francesco Calzavara, assessore alla programmazione e all'agenda digitale della Regione del Veneto. Non lo vedo, eccolo, benvenuto assessore. Grazie, una buonasera a tutti, scusate il ritardo, ma sono giorni complessi per la Regione del Veneto. In questi momenti si approvano i documenti di economia e finanza e poi il bilancio, e quindi come anche assessore al bilancio devo seguire in maniera continua questo processo, che poi ci porta ad avere anche delle risorse importanti da utilizzare anche su temi come quelli che affrontate voi in questi giorni. Quindi è l'occasione intanto per ringraziare
il sindaco Giordani e anche naturalmente il sindaco di Bari, presidente dell'ANCI, Antonio De Caro, per aver sostenuto questa iniziativa. Per noi è estremamente importante avere le amministrazioni locali, ne parlerò dopo, perché il Veneto, la regione insieme con l'ANCI del Veneto, è stata una buona pratica nel corso del 2020 nel riuscire a intercettare soldi per l'innovazione digitale, e credo che questo possa essere uno strumento assolutamente da utilizzare anche in futuro, quando speriamo che i fondi del Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza tengano conto di quello che crediamo state portando avanti voi come City Vision, ma al quale crediamo fortemente noi come regione, e cioè il fatto che il dato sarà in futuro sempre di più la vera ricchezza per gli enti pubblici, ricchezza naturalmente da utilizzare al meglio in termini di conoscenza, di aggregazione e di interpretazione. E quindi pensiamo che tutto questo percorso di acculturazione, di cittadinanza digitale, di trasformazione digitale debba poi essere finalizzato almeno per quello che riguarda la pubblica amministrazione, proprio nel cercare di intercettare tutta una serie di dati nel nostro territorio e ad avere sempre più la capacità in un prossimo futuro di interpretarli anche attraverso sistemi di intelligenza artificiale che ci permetteranno di tentare di fare un percorso anche predittivo che potrebbe essere particolarmente interessante per le pubbliche amministrazioni del nostro territorio in momenti di grande trasformazione, come appunto quelli che vivremo, spero, da qui al 2026 con l'applicazione delle risorse del Fondo Nazionale per la Ripresa e la Resilienza. Nel corso di questo periodo il Veneto sta affrontando la nuova agenda digitale, quella che è terminata nel 2020, che ha visto l'inizio di un percorso importante di confronto con le amministrazioni locali attraverso una serie di progetti e attraverso la creazione di 7 Innovation Lab che abbiamo visitato e abbiamo conosciuto nel corso di queste ultime settimane, proprio per cercare di andare a capire cosa avevamo realizzato nella prima agenda digitale del Veneto e quali erano le aspettative nella seconda agenda digitale, quella che arriverà fino al 2025, con la consapevolezza e anche il pragmatismo che è tipico dei veneti, che dovremo cercare di fare un'agenda digitale che sia contemporanea e che quindi abbia la capacità di dare delle risposte vere ed immediate a quelli che sono i bisogni dei nostri cittadini e della nostra imprenditoria, e dall'altra naturalmente deve avere anche quella capacità visionaria che c'è all'interno del mondo dell'innovazione digitale. Per far questo, lo dicevo, abbiamo bisogno assolutamente di una stretta relazione con le amministrazioni locali. Ci preoccupa un po' questa prima impostazione del Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza per quanto riguarda i fondi dell'innovazione digitale. Se non ricordo male sono circa 50 miliardi del fondo e quindi una cifra straordinaria che può permetterci veramente di fare un salto incredibile, recuperando una parte di gap infrastrutturale e anche di conoscenza che il nostro territorio inevitabilmente sta soffrendo. Penso ad esempio al ritardo della banda ultralarga che inevitabilmente ha messo il Veneto nel corso degli ultimi anni non al pari di altre regioni dove la connessione viene garantita e le imprese vengono messe nelle condizioni di lavorare a livello internazionale senza problemi di prendo o non prendo la linea. E nonostante questo il Veneto, anche negli ultimi anni e negli ultimi mesi, lo abbiamo visto proprio in questo documento di economia e finanza, è un Veneto che ha la capacità di correre meglio e più velocemente del resto d'Italia. I dati confermano che la ripresa nell'ultimo semestre 2021 è superiore alla media nazionale e anche la previsione dei primi mesi del 2022, naturalmente sperando che questa pandemia, che ha sicuramente reso la vita più complicata a tutti, possa nel corso dei prossimi mesi essere insomma meno invasiva. Scusate. Meno invasiva di quello che è successo nel corso degli ultimi anni. Il Veneto, lo dicevo, oltre che i 7 milioni per l'Innovation Lab, ha sviluppato nel corso di questi ultimi 5 anni. Io sono arrivato da poco, facevo il consigliere, ma ho ereditato un buon lavoro fatto dagli uffici della regione, il progetto My Data dei comuni veneti, sviluppato da 5 autorità urbane,
29 comuni tra Padova, Treviso, Verona, Vicenza. Un altro progetto che è il My Data Veneto Orientale, sviluppato in 22 comuni del Veneto Orientale, e il progetto My Mobility, sviluppato dall'Autorità Urbana di Verona, anche in questo caso un progetto che sta crescendo con la possibilità di diventare anche in questo caso una best practice da portare effettivamente in giro non soltanto all'interno della Regione del Veneto, ma a livello nazionale. Grazie. Quindi, concludendo, per noi crediamo in questo percorso di stretta correlazione tra la Regione e le smart cities, nel momento in cui queste smart cities diventano un elemento che andranno ad alimentare quel grande big data che riteniamo la Regione del Veneto in prossimo futuro debba avere e possa naturalmente ritornare a tutti gli attori presenti nella nostra Regione. Grazie e buon lavoro a tutti. Grazie Assessore, grazie a Francesco Calzavara, Assessore alla Programmazione, Bilancio e Agenda Digitale della Regione Veneto, che ha introdotto un po' di temi che sicuramente incontreremo nei panel che partiranno subito, tra qualche secondo. Lascio infatti il palco alla collega Silvia Pagliuca e agli speaker del primo panel, quello dedicato allo Smart Government. Buon lavoro a tutti e ci vediamo più tardi.